smentire quello che ha appena detto Daniele. Ora, questo esercizio è particolarmente cruento, quindi invito le prime 3 o 4 file di ripararsi perché potrebbe uscire, vedete, già una bottiglia d'acqua ha voluto scappare via. Si intitola Cambio di personaggio, perché ogni qualvolta, innanzitutto invito Claudia e Daniele a raggiungerci qui, vi prego, grazie. Cambio di personaggio, ogni volta che io dirò cambio, loro due faranno cambio, si invertiranno i personaggi, quindi lui diventerà lei e lei diventerà lui. E se il cambio alla fine sarà che state uno al posto dell'altro, dovete andare a casa, tu vai a casa sua e tu vai a casa di Daniele. Siete d'accordo? Sì, sono d'accordo. Dunque, per fare questo serve un'altra informazione, la chiedo questa volta a Anna Maria, ci sei? Sì. Davvero? Ma ti chiami Anna Maria? No, va bene, uguale. Chi è? Allora, Anna Maria, mi dici che un tipo di relazione che sia o affettiva o professionale, tipo 2 cugini, 2 colleghi, amanti, ma chi è? 2 amanti, va bene, l'hai detto tu, grazie per essere questa sera insieme a noi. 2 amanti, tutto quello che dobbiamo sapere è questo, e ci intitola cambio di personaggio. 3, 2, 1. 3, 2, 1. E dai. Bella, quanto tempo? Ciao. Ma come ti sei fatta buona? Mi hai portato il fiorellino. Ce n'ho uno, guarda, che è parcheggiato là dietro. Che bello! E come è fatto? Di che colore è? È rosa, è a pallini blu. Il mio preferito! Cucci, cucci, cucci! E poi che altro mi hai comprato? Cambio! Poi c'è una sorpresa nel portabagagli, grande così. Tutta per me! Sì, cara, ma se vogliamo condividerla con qualcun altro io non avrei tanti problemi. Cambio! C'è spazio. Con chi la vorresti condividere? Ma non Ma lo io sono so. timida, ti prego, E no? allora qualche persona che tu conosci bene, tipo tua sorella. Cambio! Pure tua madre, si è tenuta bene in questi anni, tua madre. Sei stato unicità, me lo ricordo. Ma ora sta sulla sedia a rotelle, mia madre. Lei sta dici sulla sedia a rotelle in macchina c'entra? Certo, tanto il pieghetto la piego, la metto così. Cambio! Sta diventando drammatica. Fammela vedere come la vorresti... No. Sì. Fammela vedere come la vorresti mettere. Ti ci metto io quasi quasi sulla sedia a rotelle, però. Secondo me stai insinuando qualcosa che non tanto mi piace. Cambio! Ora fai la signorinella, tutta puritana, tutta tranquilla, ma dai. Cambio! Ma perché mi tratti così improvvisamente? Guarda che io glielo dico a mio padre, ti faccio vedere io cosa Fammi ti vedere conviene. cosa mi fa tuo padre, dai, andiamo Cambio! avanti. Papà! Cambio! Oh! Non ti permetterò. Tuo padre pure. Ti faccio vedere come Cambio!